abbiamo provato ad ipotizzare a un qualcosa di nuovo. Fornire alle aziende un servizio più snello, agile e veloce, in grado di fornire in tempi brevi dei video, dei contenuti che potessero essere utilizzati su web, webinar, presentazioni, fiere, social, eccetera, ma senza andare a fare dei grossi investimenti in produzioni complesse, in set complessi. È per questo che abbiamo ipotizzato di eliminare completamente tutto quello che è il discorso delle produzioni. Abbiamo quindi pensato che i video che potevamo offrire potessero essere realizzati in maniera completamente a distanza, online, per poterle poi montare attraverso quella che è una creatività e comunque un'idea, uno sviluppo di quello che è un messaggio che viene veicolato attraverso le immagini, fornendo però un qualcosa che sia comunque unico e in cui il cliente si senta rappresentato. È per questo che abbiamo inventato Up2You, che è un nuovo modo di fare video, è un nuovo servizio che vogliamo offrire alle aziende. Il vero valore di questo progetto del Professor sta nel fatto che abbiamo avuto la possibilità in corso d'opera di capire quali fossero le esigenze del mercato, quindi la possibilità di partire da quella che era un'idea di servizio che volevamo offrire a trovare invece una nuova idea, un qualcosa di diverso, di nuovo, che potesse effettivamente essere poi portato al mercato. Quindi il fatto di ricevere questi finanziamenti, di poter lavorare su se stessi, quindi sui propri servizi e su come farli evolvere, come cambiare quello che un'azienda va ad offrire, è ciò che le permette di stare al passo con i tempi e di poter sempre guardare avanti.